Tragedia questa mattina a Schio, dove un ciclista di 54 anni, Giuseppe Franzan, residente a Zanè, è morto dopo essere stato travolto da un camion all'altezza di un incrocio tra via Emilia Romagna e via Abruzzi. L'uomo si stava recando al lavoro in una delle fabbriche della zona. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale Alto Vicentino, intervenute con 3 pattuglie, Franzan è stato investito e poi schiacciato dalle ruote del mezzo pesante, condotto da un 56enne di Valli del Pasubio. I sanitari del 118 dell'ospedale di Sant'Orso hanno tentato di rianimarlo, ma ormai per lui non c'era più nulla da fare. Sono riprese questa mattina per la terza giornata consecutiva le ricerche dell'escursionista 54enne di Montecchio Maggiore, di cui si è persa ogni traccia domenica, quando si è recato in Pasubio per una camminata. Oggi erano presenti tutte le stazioni del soccorso alpino, la 11ª delegazione Prealpi Venete, assieme ai soccorritori trentini, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato. 2 elicotteri hanno sorvolato per ore la zona, calando dall'alto i soccorritori. Un ulteriore appoggio è stato dato anche da un gruppo di cacciatori che si sono mossi con personale della forestale utilizzando potenti cannocchiali. Caos treni è stata sospesa dalle 11.40 la circolazione ferroviaria lungo la tratta Bassano-Venezia, dopo che un camion gru, mentre stava attraversando il passaggio a livello a Castello di Godego, ha toccato con il braccio metallico la linea di alimentazione elettrica dei convogli, mandando tutto in tilt. Al lavoro per ore le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana. Per garantire gli spostamenti è stato istituito un servizio bus sulla tratta Bassano-Castelfranco.